Bene la gestione organica di tutte le aree protette della Liguria, la promozione dei prodotti agricoli, la possibilità di accedere in via prioritaria ai fondi europei e nazionali. Meno bene la riduzione del territorio dei parchi. Si può riassumere così l'analisi di Federparchi circa il disegno di legge regionale sulla rivisitazione delle aree protette della Liguria che oggi inizia il suo iter in Consiglio regionale. L'organismo di rappresentanza dei parchi liguri approva in particolare 3 aspetti. Innanzitutto il riconoscimento di un unico sistema regionale delle aree protette della Liguria, il che non lede l'autonomia gestionale ma va nella direzione di una maggiore organicità nelle scelte strategiche. C'è poi un altro aspetto, caro soprattutto agli operatori economici presenti all'interno dei parchi, la valorizzazione dei prodotti tipici locali attraverso la promozione del mercato estero, ovvero il commercio online con il marchio del parco di appartenenza, però valore aggiunto di non poco conto. Infine, ma non meno importante, la possibilità di accedere in via prioritaria ai finanziamenti europei e nazionali concessi ai parchi, ai comuni che ne fanno parte e agli operatori che lavorano nel territorio protetto. Questi dunque gli aspetti positivi. Fra quelli discutibili invece per Federparchi c'è al primo posto la riduzione dei territori protetti e se da un lato c'è discrepanza fra i numeri, c'è chi dice che la riduzione sarebbe di 1000 ettari, chi invece sostiene sia ancora meno, di sicuro ci sono le conseguenze di tale taglio, ovvero una più difficoltosa gestione delle problematiche che più stanno a cuore a chi il parco lo vive e lo abita. I confini delle aree protette, spiega Roberto Costa, presidente di Federparchi Liguria, devono tenere conto della manutenzione della rete sentieristica che per sua natura non può avere confini decisi a tavolino e degli spostamenti della fauna selvatica, per la quale spesso sono necessarie azioni di contenimento. Posto che le aree parco devono essere contigue fra loro e non frammentate, occorre considerare, conclude, che c'è un motivo se i confini sono previsti nel piano del parco, strumento amministrativo che si aggiorna ogni 10 anni. L'ipotesi di definire i confini dei parchi per legge, insomma, per Federparchi deve poter ammettere un margine di flessibilità che possa soggiacere alle volontà espresse dalle comunità locali.